L'ingrediente che voglio lavorare questa sera è un ingrediente friulano. A me piace moltissimo lavorare con gli ingredienti della mia terra. È un ingrediente che però normalmente viene sempre usato affumicato. Parlo della trota e useremo le uova, che non è il caviale è uno solo, arriva dallo storione, mentre queste sono uova di trota. Non chiamiamole mai caviale di trota. Allora, facciamo un mou d'uovo, anche qua è mou d'uovo. Che cos'è il mou d'uovo? È una cottura in negativo del tuorlo. Prendiamo un uovo, capiamo benissimo che l'albume è la parte più ricca d'acqua, il tuorlo è la parte più lipidica, più grassa. Noi come cuochi contemporanei, moderni, dobbiamo conoscere bene l'alimento se lo vogliamo gestire nelle nostre preparazioni. Prendiamo il tuorlo e così com'è lo mescoliamo, non montarlo, lo mescoliamo per rompergli la membrana e lo mettiamo in un sacchetto da sottovuoto. Questo sacchetto poi dove lo mettiamo? In congelatore. Noi lo mettiamo in abbattitore, perché così andiamo subito a meno 24, si modificano le proteine. Ma perché tutto questo? Perché a me piace moltissimo, vedete, ottenere una struttura come una crema, come un mou. Quindi non si fa niente, si prende il tuorlo, lo mettiamo in una busta sottovuoto oppure in un sacchetto, lo lasciamo congelare e poi lo facciamo scongelare. Quello che noi otteniamo è questo, semplicissimo. No, che non sparisca. Allora alterniamo degli spuntoni di mou d'uovo, noi lo chiamiamo così perché la consistenza ricorda molto una caramella mou, e degli spuntoni di yogurt greco. Uso lo yogurt greco perché ha una struttura diversa, ha una bellissima acidità ed è più solido anche. Questo lo mettiamo direttamente in un sac à poche, solo yogurt greco. Da una parte solo il tuorlo, da un'altra parte solo lo yogurt. Salo. Uova. Mettiamo le uova di trota, germogli e pane a concludere. Che poi, Manuele, sai che noi abbiamo anche questo senso di ottimizzare anche i costi, se si può, nelle ricette, nel senso sprecare non ci piace. Le uova di trota sicuramente hanno un grande risultato e hanno anche un costo differente certo. dalle uova ovviamente di salmone, no? Esatto, poi sono nostre. Pensate che in Friuli Venezia Giulia si allevano le trote con un'acqua purissima. Certo. E l'allevamento proprio delle trote è una delle cose più importanti a livello europeo che in Italia noi abbiamo. È stato ufficialmente riconosciuto e certificato che le trote del Friuli Venezia Giulia risultano tra le più eccelse in qualità e anche in salubrità. Allora, l'abbiamo voluto servire su questo ciotolo, è un ciotolo proprio di un torrente, perché la trota nel mio immaginario vive in un'acqua bella, pulitissima e fredda, ed è l'acqua del torrente. E ho voluto rimetterla lì, dove lei è nata e dove lei ha vissuto. Non voglio farvelo mangiare con un cucchiaio, voglio farvelo mangiare con un dito, perché il cucchiaio sul sasso gratterebbe, il dito invece è il velluto, è delicato. E vi invito quindi a pulirvi le dita, perché vi farò mangiare proprio con le dita, come la regina Margherita. Allora, invitiamo qua sia la Nicole che la Giovanna, le mie preziose collaboratrici. Nicole, vieni qui. Allora, anzi, alle colleghe giornaliste le porto io. Portiamo un piatto a fila, ok Giovanna? Io porto questi due piatti alle mie due colleghe, che ringrazio anche per essere qua. Grazie, gentilissime.